Di nuovo buongiorno da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la pagina Covid perché trascinati da Trieste, dove l'incidenza ha superato i 150 casi ogni 100.000 abitanti, nell'ultima settimana, in regione i nuovi contagi sono aumentati del 68% e l'indice RT passa da 0,9 a 1,7. Peggio del Friuli Venezia Giulia dal punto di vista dell'incidenza c'è solo la provincia autonoma di Bolzano. In tutta Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, si registra una maggiore circolazione del Covid con un aumento dei nuovi casi, ma una diminuzione dei decessi, sempre sotto controllo la situazione negli ospedali. La bozza del report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità riporta che nella nostra regione l'indice RT è abbondantemente salito sopra 1. Abbiamo raggiunto quota 1,7 contro il valore di 0,9 della scorsa settimana. I casi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni sono passati da 913 a 1320. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto Covid, siamo passati dal 4 al 5% nelle terapie intensive, mentre nelle aree mediche la situazione è stabile al 4%. Per quanto riguarda l'incidenza, ovvero il numero di contagiati ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, il Friuli Venezia Giulia è secondo in Italia solo la provincia di Bolzano, con un valore rispettivamente di 88 e di 101. Il report di oggi della Fondazione Gimbe segnala che nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre i nuovi casi di Covid sono aumentati del 68% rispetto alla settimana precedente. I casi positivi ogni 100.000 abitanti sono passati da 78 a 113 in 7 giorni. Trieste si conferma l'area con il maggior numero di contagi. Nella stessa settimana l'incidenza ha superato i 150 casi per 100.000 abitanti. Quanto all'immunizzazione, i cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 73,1% contro la media italiana del 75,1%, a cui aggiungere un ulteriore 3,8% solo con prima dose. La media nazionale è del 3,4%. Il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è pari al 17,4%, nel paese è del 30,8%. Secondo la Fondazione Gimbe è ormai concluso l'effetto Green Pass sulle nuove vaccinazioni, che si sono ridotte di oltre il 50% nell'ultima settimana. La tempesta perfetta, così l'epidemiologo Fabio Barbone, che guida la task force anti-Covid in Friuli Venezia Giulia, descrive il focolaio che si è venuto a creare con i cortei no Green Pass. Sono 46 le persone che hanno contratto il virus tra Trieste e Gorizia dopo aver partecipato alle manifestazioni dei giorni scorsi e sono tutte non vaccinate. A confermarlo è lo stesso professor Barbone. Tra le persone contagiate solamente una sarebbe ricoverata in ospedale, coinvolti nel focolaio anche 8 lavoratori portuali, 7 a Trieste e 1 a Monfalcone. Una decina sono i casi secondari. Già ieri il professor Barbone aveva parlato del focolaio più importante in regione, individuato dopo un contact tracing abbastanza complesso, e dati più aggiornati sulla diffusione del focolaio sono attesi per il pomeriggio, comprendendo anche le situazioni di Udine e Pordenone. Va a pregare in cimitero, viene colto da un improvviso malore e muore, stroncato da quello che pare essere un infarto. Un uomo originario di Ruda che ieri, intorno alle 16, ha raggiunto il cimitero di Cervignano, è un 67enne, inutili i soccorsi. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. Un maresciallo dei Carabinieri accusato di maltrattamenti in famiglia dalla moglie, all'epoca comandante di stazione nel Friuli Occidentale, dopo un calvario giudiziario lungo 5 anni, è stato assolto con formula piena dalla Corte d'Appello di Trieste. Ora chiederà all'Arma il ripristino della situazione precedente. Fine di un incubo per un ex comandante dei Carabinieri. Nella tarda serata di mercoledì la Corte di Appello di Trieste ha scagionato l'uomo, assistito dagli avvocati pordenonesi Luca Donadon e Fabiano Filippin, dalla pesantissima accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse. In primo grado il maresciallo era stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione e per lui era subito iniziato un calvario, anche lavorativo, venendo degradato e trasferito di sede e funzioni. All'epoca dei fatti era operativo in provincia di Pordenone. Tutto risale al settembre del 2015, quando la moglie, in quel momento in fase di separazione,
si recò dai colleghi del marito per denunciare una lunghissima serie di vessazioni, umiliazioni e autentici pestaggi. Secondo la donna i maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2000, quando la famiglia viveva in una caserma della Benemerita, e sarebbero poi proseguiti senza soluzione di continuità nei successivi 15 anni. Al che scattarono le indagini da parte della Procura di Pordenone, sfociate nel settembre del 2018 nella condanna del Tribunale. Gran parte delle contestazioni è caduta già in primo grado, ma ne restavano in piedi altre, aggravate dal sospetto che l'imputato, anche dopo la prima denuncia, avesse abusato della posizione di comandante di stazione per vessare le proprie congiunte. Mercoledì sera la prima sezione della Corte d'Appello Giuliana, presieduta dal giudice Mimma Grisafi, ha cancellato ogni dubbio e assolto il militare perché il fatto non sussiste e, per un episodio specifico, non costituisce reato. Inoltre sono stati revocati tutti i risarcimenti stabiliti a favore delle parti civili. Ora si apre un nuovo fronte per la completa riabilitazione dell'uomo, il quale, come sottolineano i legali, è stato privato dei gradi e inviato lontano dagli anziani genitori con funzioni di servizio diverse da quelle che meritava. Per questo il provvedimento cautelare assunto dall'Arma ora dovrà essere annullato per ripristinare la situazione antecedente. A gennaio, inoltre, il giudice per le indagini preliminari di Pordenone sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di procedere per calunnia contro chi lo ha accusato. Madre e figlio finiscono in carcere per essere stati sorpresi in auto assieme con 1 chilo di marijuana. I due, 46 anni lei, lui 19, sono stati fermati a Martignaco durante un normale controllo alla circolazione lungo via Cividina. I militari sono stati insospettiti dal comportamento agitato dei due, questo li ha spinti a una perquisizione e quindi a trovare lo stupefacente chiuso in un sacchetto di cellofane. Poi altri 200 grammi di cannabis indica, oltre 2 bilancini di precisione, oltre 900 euro sono stati trovati nell'abitazione dei due, che sono stati arrestati e portati in carcere rispettivamente a Trieste, la madre, a Udine, il figlio. Aquileia rivive la storia del milite ignoto. Al via oggi le celebrazioni nazionali con l'arrivo della staffetta Cremisi della Pace al cimitero degli eroi, il punto d'arrivo. Allora sentiamo il sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino. Aquileia al via le celebrazioni nel centenario degli eventi storici che caratterizzarono la scelta del milite ignoto. Aquileia appunto incarna, come ho detto, questo ruolo, quello di Aquileia Mater perché rappresenta tutte le città che ebbero una grande perdita all'interno del grande conflitto mondiale, 650.000 morte, ricordiamo. Ogni famiglia piangeva un morto in casa, ogni madre non sapeva se un figlio sarebbe tornato, ogni padre era dolorante per questa situazione. Ma da questo lutto rielaborato riparte il tema della speranza del futuro. E oggi più che mai, a 100 anni, ma in un momento particolare anche per la nostra regione, per la nostra nazione e per tutto il mondo, in realtà il tema è proprio quello di incontro per ripartire in una speranza per un futuro che possa essere migliore, diverso ma migliore. Domani mattina riusciremo ad aprire una grande opera di restauro che è quella del restauro del cimitero degli eroi, il cimitero dove riposano gli altri 10 militi, i 10 militi che non furono scelti in quel 28 ottobre di 100 anni fa, e soprattutto riposa anche la madre, Maria Bergamas. La madre simbolica che scelse. Di tutti gli italiani, quella che scelse il milite ignoto appunto e riposa ad Aquileia. E domani avremo una giornata molto piena, ci sarà il sorvolo delle frecce tricolori in onore ai militi ignoti proprio. Si è conclusa la 5ª campagna di scavo della missione archeologica dell'Università degli Studi di Udine in Libano, con la scoperta di indizi che hanno portato ad ampliare l'area di influenza del mondo fenicio-punico sul Libano settentrionale. Kalat era un'importante crocevia tra la costa e le aree interne e da questo centro passavano le merci dirette al mare o trasportate dai mercanti. È questa la più importante scoperta della 5ª campagna della missione archeologica nel Libano settentrionale, guidata dall'Università di Udine e dall'Università libanese, terminata nello scorso giugno e i cui risultati sono stati resi noti oggi. La missione ha indagato proprio l'importanza della città di Kalat, incrementando ulteriormente il panorama archeologico dell'area interna di Cura, un'area densamente abitata fin dal III millennio a.C. Sono stati ritrovati materiali ascrivibili al periodo fenicio, indicando la presenza di altri siti abitati.
La scoperta, ha spiegato Marco Iamone, direttore della missione, amplia l'area delle regioni finora considerate chiave per lo studio del mondo fenicio-punico. In 5 anni la campagna congiunta italo-libanese ha individuato più di 120 siti, grazie all'accordo tra la Direzione Generale delle Antichità Libanesi e l'Università di Udine, con i finanziamenti forniti anche dal Ministero degli Affari Esteri. La prossima campagna, prevista per il 2022, mirerà a estendere le ricerche condotte nell'area di cura e avviare un programma sistematico di disseminazione dei risultati conseguiti. Ieri la serata inaugurale per la 21esima edizione della Trieste Science Fiction, la più importante manifestazione, festival di fantascienza del panorama italiano, cerimonia che si è tenuta al Politeama Rossetti con la partecipazione di oltre 800 persone. È stato proiettato in anteprima il film di apertura del festival The Last Journey con l'attore Jean Reno, opera francese di fantascienza che affronta importanti tematiche ambientali, e subito dopo Night Riders con Amanda Plummer, un dramma distopico al femminile che parla di resilienza, coraggio e amore. Il festival proseguirà fino al 3 novembre nelle 2 sale del Politeama Rossetti e del Cinema Ariston, oltre alla sala virtuale di mymovies.it, dove sarà possibile seguire la manifestazione in streaming. Lo sport, questa sera alle 20:30 in campo il Pordenone a Como dopo il punto strappato al Pisa, alla prima di Tedino. Sentiamo il mister. Il Como in questo momento sta molto bene, è una squadra molto reattiva, molto rapida, ribalta molto bene l'azione, sa impostare, è una squadra che ha raggiunto una grande maturità in questo campionato, una certezza, ha un reparto avanzato veramente molto forte e comunque fin da dietro cominciano anche a muovere la palla, è una squadra che incute un certo tipo di attenzione, noi contiamo di portare continuità di rendimento di quello che abbiamo fatto domenica per cercare di fare il massimo di punti. Credo che sia una grande spinta, naturalmente dobbiamo verificarlo domani in campo perché a parole si fanno tante cose, però dobbiamo dimostrare ad ogni partita di mettere dentro un mattoncino in più per costruire la nostra casa e cercarlo di farlo in maniera veramente con grande intensità. Siamo un gruppo comunque forte e vogliamo esserlo. Naturalmente tutti devono sentirsi protagonisti, quindi qualche inserimento nuovo probabilmente lo farò. Tra poco c'è a voi la linea. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.